La mia relazione ha avuto come centro la terapia e la gestione del neonato prematuro. Io sono il direttore della pediatria e della terapia neonatale di Campo San Piero e collaboro con l'oculistica per appunto la gestione e la terapia della retinopatia dei pretermini. Sappiamo che, come diceva il professor Pemarocchi, il 10% circa di neonati prematuri nasce prematuro, ma di questi i più piccoli possono dare incontro a problematiche di tipo oculistico. Noi abbiamo il compito di evitare che il neonato vada incontro a queste patologie e abbiamo il compito anche di collaborare insieme agli oculisti affinché ci sia una diagnosi precoce. La diagnosi precoce si può fare attraverso la RetCam e questa oggi è l'occasione appunto anche di ringraziare l'associazione Retina Veneto per questa donazione all'ospedale di Campo San Piero, che ci permetterà di fare una diagnosi precoce nei neonati e di essere più efficaci e più incisivi nel curare questa patologia.